Bentornati in diretta nella mattinata di Radio.0 e dopo aver parlato di musica parliamo invece di social network che diventano sempre più aperti alle realtà anche della nostra regione. Infatti da oggi Facebook non parla più soltanto nelle lingue tradizionali che conoscete ma anche in lingua friulana. Il progetto è nato dalla collaborazione tra Meta, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Insiel e Arlef e punta a consolidare proprio il senso di identità dei friulani di tutto il mondo. Lo si può infatti scegliere proprio come lingua dall'interfaccia del noto social, contestualmente anche alla presenza e potenziamento della lingua friulana sui social network. Il piano generale di politica linguistica per la lingua friulana 2021-2025 prevedeva infatti anche la diffusione del friulano nelle esperienze di uso del progetto, nato da questa collaborazione e nelle principali piattaforme tecnologiche. Una collaborazione importante tra Regione FVG, l'Agenzia regionale per la lingua friulana Arlef, Insiel e il colosso Meta Platform di Mark Zuckerberg, che è stato presentato proprio nella sede della regione, e sentiamo che cosa hanno raccontato in questo servizio. 3 giorni di conferenza stampa sul friulano per 3 iniziative diverse ma che seguono lo stesso filone. Ieri mattina lo sbarco sul sito istituzionale dell'azienda sanitaria del Friuli Centrale in lingua friulana. La sera, il pomeriggio, lo sbarco di una nuova piattaforma di Telefriuli con un canale streaming dedicato al friulano, e oggi, questa mattina, lo sbarco del friulano su Facebook, su Meta, nel gruppo Meta. Dicevo 3 conferenze stampa diverse ma con lo stesso filone, perché l'obiettivo principale è quello di far uscire il friulano dalle mura domestiche, non soltanto quindi utilizzato come lingua di casa tra gli affetti, ma utilizzata in tutti i contesti, in tutti gli ambiti, attraverso il confronto con le pubbliche amministrazioni, nel tempo libero quando si parla su Facebook, quando ci si iscrive su Facebook, o nel mondo lavorativo. Il messaggio che stiamo dando penso sia importante, serve per una tutela di una lingua che è una delle caratteristiche che ci contraddistingue rispetto alle altre regioni e che ci consente di mantenere la nostra autonomia. Abbiamo presentato quest'oggi il Facebook in lingua friulana, un grande risultato che vede una grande traduzione, quindi il fatto di aver impegnato i nostri traduttori con decine di migliaia di traduzioni di stringhe tradotte, per poi approdare a un sistema informativo che è stato messo a punto anche dall'Insiel. Quindi c'è stato questo grandissimo lavoro che è durato anche nel periodo del Covid e che ha visto appunto un risultato epocale. Calcoliamo che Facebook ha 2 miliardi di utenti e questo insomma porta la lingua friulana alla conoscenza veramente internazionale. Poi qui abbiamo avuto anche durante la presentazione la presenza dell'ente Friuli nel mondo guidato da Loris Basso, e questo ente ha la possibilità appunto di poter far conoscere ancora di più la lingua friulana, non solo per quello che riguarda la parte identitaria ma anche per quello che riguarda la parte didattica. Quindi siamo particolarmente contenti perché questo ambiente Facebook si trova all'interno di tutta una serie di iniziative che abbiamo portato avanti, che già ieri vedevano la traduzione del sito internet dell'azienda sanitaria centrale del Friuli Venezia Giulia in lingua friulana. È un risultato anche quello importante, che vedrebbe appunto la possibilità da parte degli utenti di poter accedere in autonomia ai servizi, a tutti i servizi dell'azienda sanitaria in lingua friulana, e questo insomma ci dà un gran conforto, una grande spinta per poter partire per progettazioni che saranno ulteriori e che vedranno l'azienda sanitaria sempre più vicina al cittadino. Calcoliamo appunto che la anamnesi e la diagnosi in lingua friulana può creare delle sinergie, soprattutto per le generazioni che non sono più tanto giovani e che sono di madrelingua friulana, che sicuramente giovano alla guarigione e soprattutto danno la possibilità all'utenza di poter risolvere prima i tanti problemi che magari possono presentarsi durante il corso della vita. Un'altra importante tappa per i friulani sparsi in tutto il mondo, gli oltre 360 Fogolas Furlans, i 25.000 soci che quotidianamente vanno a vedere la nostra
nostra pagina di Facebook dell'Ente Friuli nel Mondo. Avere oggi la possibilità di avere la traduzione in automatico nella loro lingua madre e nella nostra lingua madre è veramente importante. Questo soprattutto per i figli di terza, quarta generazione che stanno perdendo i contatti con gli avi, che all'inizio magari in famiglia si parlava friulano, ma oggi in Argentina, in America Latina, in Canada, in Australia è sempre più difficile avere i nonni che parlano in friulano o ancora meno i genitori. Però c'è tanta fame, tanta voglia di conoscere, di sapere, di conoscere la lingua madre, perché l'obiettivo è quello poi di venire a conoscere le loro radici. E il piano del PNR del prossimo anno alla ricerca delle radici farà in modo di aiutare, di coinvolgere questi giovani a ritornare in patria, ancor meglio se conoscendo la loro lingua madre.